1982, Piscinas, litorale di Arbus, una delle spiagge più belle al mondo, con le sue dune di sabbia alte più di 20 metri, con macchie di vegetazione in cima, a costituire l'unico sbalorditivo deserto in tutta Europa, affacciato su un mare bellissimo, su un piccolo promontorio conosciuto come Supistoccu, il biscotto, si nota un camper, un Volkswagen T2, fermo a ridosso di un vecchio rudere. Un sottufficiale dell'aeronautica, durante una passeggiata all'aria fresca del giorno che sorge, nota il mezzo. C'è qualcosa di strano in quel Volkswagen, il vetro posteriore è squarciato esattamente al centro. Il militare si avvicina per sapere se c'è bisogno di aiuto. Chiama gli occupanti, ma non gli risponde nessuno. Dopo una mezz'ora, alla caserma carabinieri di Arbus arriva una chiamata da un telefono pubblico. L'uomo che chiama dice di correre a Supistocco perché ci sono 2 cadaveri all'interno di un camper abbandonato. Era il 4 settembre 1982. Quello che era stato appena scoperto è tuttora uno dei più efferati delitti capitati in Sardegna negli ultimi decenni. Vittime del massacro 2 amanti tedeschi, Siegfried Heilmann, allora 42enne bancario, e Marie Heidi Jager, assistente sociale 25enne. Sui corpi nudi segni evidenti di ferite d'arma da fuoco e sul corpo di lei violenza sessuale. Il medico legale intervenuto confermò la morte violenta causata probabilmente da un fucile a canne mozze, avvenuto nella sera del 2 settembre, 36 ore prima del ritrovamento. Secondo le ricostruzioni si era trattato di un agguato, culminato con una ferocia da belva. I 2 amanti avevano bevuto tanto da essere ubriachi poco prima di morire e avevano fatto l'amore. Secondo gli esperti balistici, Siegfried era in piedi all'interno del camper e guardava fuori, attraverso il finestrino posteriore, quando era stato raggiunto da una fucilata che aveva squarciato il vetro e ucciso lui. L'assaritore era poi entrato nel camper dalla porta laterale, prendendo Marie Heidi con la forza e violentandola. Dopo la violenza, la ragazza era stata uccisa con un colpo di fucile alla nuca, sparato con un asciugamano posto tra il collo di lei e l'arma. Agli inquirenti la scena apparve in disordine, come se qualcuno dopo l'eccidio avesse frugato a casaccio. Tra la gente il delitto fece scalpore. Una ferocia simile non si vede tutti i giorni, per di più quelli erano gli anni dei terrificanti delitti del mostro di Firenze. O più di uno. Un folle che sorprendeva amanti infrattati e li ammazzava. In un primo momento si pensò che il mostro fosse andato in trasferta ad Arbus. Il caso finì su tutti i giornali italiani e tedeschi, restò in primo piano nella cronaca locale per settimane. Non si esclusero comunque altre piste, come quella del delitto commissionato dall'ex moglie del bancario, gelosa e desiderosa di far pagare all'ex marito la scappatella con la giovane. Visto che non si trovarono soldi italiani che secondo i testimoni che li videro per ultimi i 2 avevano, non fu esclusa nemmeno l'aggressione a scopo di rapina, culminata con una violenza bestiale, ma forse non premeditata. Le indagini dei carabinieri non portarono però a nulla. Caddero le ipotesi sul mostro di Firenze in trasferta. A carico della ex moglie di Heilmann non si trovò nulla. A quel punto la rapina commessa da uno di passaggio era rimasta l'unica plausibile e purtroppo anche la più difficile, perché poteva essere stato chiunque. Erano anni in cui molti se lo sono dimenticato, la violenza era all'ordine del giorno, molto più di oggi. Omicidi, ferimenti e rapine erano più facili da commettere. Molte tracce che ora è possibile individuare e utilizzare prima non si potevano neanche cercarle. La provincia di Cagliari non faceva eccezione. La droga, l'eroina, ma non solo, scorrevano a fiumi, con cifre da capogiro. I soldi facili erano, allora come oggi, un mito che bruciava molte menti.
In tanti spacciavano e molti di più rapinavano anche per farsi poche lire. Nel 1992, 10 anni dopo l'omicidio dei due amanti dalla Germania, fu addirittura messa una taglia sul killer, con tanto di ricompensa a chiunque avesse fornito informazioni utili. A rintracciare i colpevoli non si mosse nulla. In autunno la compagnia dei carabinieri di Villacidro aveva arrestato un pastore di Arbus. Nel suo ovile erano state trovate armi illegalmente detenute e droga. Sergio Currelli, questo è il nome dell'arrestato, era stato notato da tempo dai carabinieri. Testa calda, atteggiamento spavaldo, precedenti per droga. Aveva insospettito gli investigatori per le condizioni in cui faceva vivere moglie e figlie, nei limiti dell'indigenza, mentre lui girava con auto sportive che di soldi ne valevano parecchi. Una macchina in particolare non era passata inosservata, una Lancia Delta HF integrale rossa, auto per intenditori a patto di essere ricchi per permettersela, che girava troppo spesso intorno a luoghi in cui poco dopo casualmente venivano commesse rapine. Il maresciallo Felice Maccioni, sardo ma con alle spalle una carriera in Nord Italia, aveva fiutato che dietro il pastore potesse esserci qualcosa di più che qualche grammo di droga nell'ovile. Molti dei fatti di cronaca che in quegli anni insanguinavano l'Arborese avevano in comune la bravura con cui gli autori non lasciavano tracce. Gente del posto, aveva pensato Maccioni, ma organizzata in una banda strutturata molto bene, capace di muoversi nel modo giusto. Curelli poteva aver qualcosa a che fare con l'ambiente e ora che era in carcere i carabinieri avrebbero potuto ottenere sua collaborazione o quella di chi stava in stretto contatto con lui. Maccioni seppe che l'Arborese maltrattava la moglie, tanto che i servizi sociali erano dovuti intervenire più volte. Il maresciallo puntò su di lei, Daniela Montoni, sperando che col tempo e il dovuto tatto la donna rivelasse qualcosa sul marito in cambio di protezione per lei e le figlie. Quello che alla fine venne fuori fu di più di quanto forse lo stesso Maccioni immaginava. Correlli non faceva parte della banda che in 10 anni aveva insanguinato la zona, ne era il capo. I fatti erano avvenuti principalmente in zona, ma con varie puntate a Cagliari, in altre province, addirittura in penisola. Assieme al pastore di Arbo si contarono gente del posto, pastori desulesi, gente del continente. C'era anche un poliziotto arborese in servizio alla questura di Oristano che forniva informazioni sulle indagini dei colleghi e procurava armi pulite facendo sparire quelle usate per i crimini. Ma la bomba più forte che la Montoni alla fine innescò fu un'altra inaspettata. Sergio è l'assassino dei due tedeschi del camper, quelli uccisi al mare 10 anni fa. Per la prima volta la vicenda cominciava ad avere dei contorni. Daniela Montoni disse che i turisti li aveva uccisi perché nella strada che porta al mare gli avevano investito la cagnetta gelosa che lui utilizzava per pascolare le pecore. Dall'incidente era nato un diverbio che non si era risolto con le scuse da parte dei due, ma anzi, questi erano ripartiti rivolgendo al pastore male parole. Quello che la donna aveva dichiarato era parecchio, forse pure troppo. Andava accertato tutto e le indagini dovevano essere fatte coi piedi di piombo. Se era coinvolta una banda, era necessario che Correlli diventasse collaboratore di giustizia e per farlo doveva ammettere tutti i suoi crimini compiuti. Maccioni e il sostituto procuratore Pili, forti delle informazioni già in loro possesso, iniziarono a fare pressioni su Correlli, cercando di convincerlo a collaborare. Il pastore alla fine cedette, ma a rate iniziò a raccontare nei dettagli le attività della banda: rapine, traffico di armi e droga, attentati a esercizi commerciali, caserme dei carabinieri, giornalisti. Vennero confessati anche 3 omicidi, un pastore che venne punito per delle violenze che aveva commesso in passato.
In realtà lo volevano spaventare. Era una brulla, uno scherzo, aveva detto Correlli, con il cappio stretto al collo. Alla fine c'era rimasto secco. Un tossicodipendente che non aveva pagato delle dosi di droga era stato ucciso a fucilate. Un pastore di Arbus, Gino Melis, era stato ucciso su commissione. La moglie violenta e gelosa, temendo che il marito, che già era andato via di casa, vendesse il patrimonio, lo aveva fatto ammazzare prima che fosse troppo tardi. Prezzo della commissione 2 milioni di lire. Mancava il caso dei tedeschi. Correlli, dopo aver negato a più riprese le responsabilità sul duplice omicidio, una notte mandò a chiamare il pubblico ministero. Confessò il delitto con tutti i dettagli. In quell'unico colloquio i tedeschi col camper avevano investito la cagnetta. Lui li aveva fermati per avere delle spiegazioni, ma loro avevano risposto in malo modo, ripartendo. Correlli aveva covato la rabbia per tutta la sera. Alla fine decise che i due dovevano pagare. Dopo aver trovato il camper a suo pistocco, aveva visto dalla luce la sagoma di Siegfried Heilmann stagliarsi contro la finestra e aveva fatto fuoco. Si era avvicinato e aveva guardato attraverso il vetro rotto, quindi aveva sparato un'altra volta contro l'uomo rannicchiato. Era quindi entrato dalla porta laterale del mezzo, si era trovato davanti alla ragazza nuda immobile per lo shock. L'aveva aggredita, violentata e uccisa. Dopo aver rovistato e essere scappato coi soldi italiani, aveva buttato il fucile, un canne mozze calibro 20, in un pozzo della miniera di Incurtosu. Ma in questa, che sembrava una confessione spontanea, c'erano molte cose che non andavano. Il PM Pili e l'avvocato Tola, difensore di Correlli, già durante il colloquio, avevano notato parecchie incongruenze nel racconto dell'uomo. Correlli era stato preciso nel definire i dettagli che anche i giornali avevano potuto raccontare. Sugli elementi rimasti riservati, la confessione diventava invece molto meno precisa. Alcuni dettagli importanti per valutare la credibilità erano completamente sbagliati. L'esame balistico aveva ritenuto che la fucilata che aveva ucciso Siegfried fosse stata una sola, quella che aveva distrutto il vetro. Corlelli parlava di 2 fucilate, l'ultima a bruciapelo. La descrizione dell'interno del camper era apparsa superficiale, troppo generica. Decisivo per ritenere inattendibile il tutto fu il calibro del fucile che Correlli con convinzione disse e ripeté essere 20, quando il perito tecnico intervenuto nel 1982 aveva misurato come 16. Le perplessità aumentarono quando la mattina, dopo la notte della confessione, il pastore ritrattò tutto quanto detto sull'eccidio del camper, confermava le dichiarazioni sulla banda, negava di avere qualche responsabilità sulla morte dei tedeschi. I 2 giudici che dovevano valutare le indagini e l'invio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari e quello dell'udienza preliminare, ritennero tutte le dichiarazioni corrali plausibili, comprese quelle sul caso Hellman-Jager. Di fronte al collegio di corte d'assise, oltre Correlli, dovettero rispondere di vari reati altre 12 persone, fra queste anche la donna mandante dell'omicidio del marito. L'avvocato Tolle e le difese degli altri imputati puntarono sulle discrepanze del racconto sulla strage di Arbus per delegittimare Correlli. Durante il dibattimento si arrivò addirittura a definirlo un mitomane, un contaballe a cui piaceva spacciarsi per feroce bandito quando in realtà era poco più di un rubagalline. Man mano che il dibattimento andava avanti, Correlli aveva iniziato e avrebbe continuato a farlo in secondo grado di giudizio a svincolarsi da tutte le accuse, sostenendo di aver partecipato agli omicidi della banda, ma senza aver mai colpito le vittime. Per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di Correlli, il presidente di collegio fece disporre un nuovo esame sul calibro dell'arma che aveva ucciso i tedeschi. Se il nuovo perito avesse confermato il calibro 16, come aveva fatto il primo perito nell'82, Correlli sarebbe diventato oggettivamente inattendibile. La misurazione avvenne materialmente in aula, nel silenzio dei presenti.
È un calibro 20, dichiarò il nuovo incaricato. Chi aveva sbagliato era stato il primo perito che materialmente aveva calcolato male i millimetri della borra repertata. Qualche avvocato lasciò sfuggire un'espressione sbalordita, eloquente. Corelli paradossalmente parve contento che il perito gli desse ragione, anche se da quel momento la corte giudicante aveva iniziato a far pendere la bilancia dalla parte della colpevolezza. Il colpo di grazia fu dato dalle nuove conclusioni degli esperti, i quali confermarono che le fucilate che uccisero Siegfried Heilmann furono due. Corelli e altri 12 imputati furono riconosciuti colpevoli di tutti i reati contestati. In particolare per il caso dei tedeschi, Corelli fu riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo. Le pene furono poi confermate in appello e Cassazione. La parola fine calò su un periodo difficile della provincia di Cagliari, quando per un attimo si pensò che il mostro di Firenze fosse sbarcato in Sardegna.